adesso l'invito che fa il sindaco e la nostra pubblica amministrazione è quella di rimanere in casa, c'è molto vento, è pericoloso stare in giro. Un anno fa, e lo abbiamo ricordato nella nostra copertina d'immagini, una terribile mareggiata colpiva il nostro territorio. Era la notte tra il 29 e il 30 ottobre del 2018. Oggi ci troviamo qui dal Pino della Carega, alle nostre spalle c'è lo Scoglio, divenuto un simbolo di un territorio che ha saputo resistere a questo terribile evento meteo marino. Questa sera noi faremo un percorso tra i comuni del Tigullio che sono stati colpiti e danneggiati dalla mareggiata dello scorso anno. Andremo a vedere che cosa i sindaci hanno saputo fare sino ad oggi e cosa invece resta da fare. Sicuramente la mareggiata ha insegnato a intervenire sulla prevenzione, non soltanto a recuperare ciò che è andato perduto, e soprattutto ha posto delle domande che faranno riflettere per i prossimi anni, quindi come intervenire per resistere a eventi meteomarini di questo tipo, come poter pensare alle difese a mare e soprattutto se interventi pensati e fatti sino ad oggi hanno ancora senso di esistere. Allora seguiteci, andiamo nei comuni che sono stati colpiti dalla mareggiata e incontriamo così sindaci e tecnici per vedere appunto qual è la situazione ad oggi. Iniziamo dal sindaco Via Cava, dal sindaco di Portofino. Con il sindaco Matteo Via Cava, sindaco di Portofino, torniamo un anno fa. Portofino forse come borgo è stato il meno toccato, ma come collegamento, come strada, forse è quello che ha patito di più. Adesso a un anno, ripensando a quei momenti, quali sono le prime sensazioni? Ma le prime sensazioni sono sensazioni positive, nel senso che è stato fatto un grandissimo lavoro da parte dei comuni, dei sindaci, di tutte le istituzioni che le voglio ancora ringraziare per la vicinanza e quello che hanno fatto per noi. Si vede con positività adesso, perché l'anno scorso, a questo periodo, dopo la mareggiata, c'era grande paura, grande tensione, però avevamo sempre detto che saremmo riusciti a riportare alla normalità il Tigullio, e Portofino, sì, come paese ha avuto dei danni, perché comunque i negozi commerciali hanno avuto danni, le strutture del Moli, della Calatta, adesso che interverremo quest'anno per metterli in sicurezza, però c'era un momento di grande tensione e grande paura. Tutti insieme, lavorando, tirandosi sulle maniche, come dico io, e lavorando H24, si è riusciti a fare finalmente una bellissima stagione turistica, perché la paura era che venissero licenziate persone, che Portofino rimaneva isolata, creando purtroppo un enorme disagio sul territorio, perché Portofino è un po' il traino, è un po' la punta di diamante del nostro Tigullio, ecco come lo definisco io. La strada provinciale è stata recuperata, ora c'è ancora un senso unico alternato per finire alcuni lavori. Che cosa manca da fare? Ma la strada è stata adesso di nuovo a senso unico alternato per finire tutti i sottoservizi. Nel periodo di massima affluenza è stata aperta a doppio senso di marcia, adesso si finisce i sottoservizi non nella parte crollata, sia chiaro, perché Città Metropolitana, quando ha fatto i lavori, e tutte le ditte, Italgas, Enel, che li ringraziamo, Iren, avevano già posizionato all'interno del nuovo tratto di strada costruita tutti i vari sottoservizi. Ora vengono fatti dai due estremi del tratto crollato gli adeguamenti, perché così finalmente si avrà anche una nuova condotta della fognatura, che era una cosa che si sarebbe dovuto fare quest'inverno, è già stata anticipata con la disgrazia comunque questi lavori all'anno scorso. Ora c'è un po' di disagio ancora. Non si potrà finire? Ma prima di Natale noi speriamo con l'accensione dell'albero che facciamo l'8 dicembre o per Natale di poter avere la strada finita. C'era un'idea, quella di un tunnel tra Portofino e Santa Margherita Ligure, ci si sta lavorando ancora? Assolutamente sì, ci sta lavorando H24 anche su quello da subito, perché la bellezza comunque che ci ha regalato anche quel momento di crisi con Portofino isolata, andare a Portofino dal Castello di Paraggi a piedi o in bicicletta ci ha fatto rivenire in mente il vecchio progetto del tunnel. Ci stiamo lavorando in sinergia con tutte le istituzioni, con la collaborazione dell'Università di Genova, stiamo cercando di trovare un accordo, abbiamo trovato un accordo perché ci faccia un progetto preliminare. Si parla sempre di sto tunnel come fantasia. E credo che adesso sul Tigullio e in Regione è venuto il momento che, grazie alla grande collaborazione che c'è tra tutti i sindaci e la Regione Liguria e Città Metropolitana,
col sindaco Bucci in primis, io credo che ci siano i presupposti veramente per andare nei prossimi anni, ora progettare e nei prossimi anni fare questo primo tratto di tunnel che collegherebbe Portofino con la Cervara, regalando al mondo una passeggiata pedonale e ciclabile che sarebbe senza parole per tutti. Parlando di tempi, quali sono i prossimi passi? Io penso che nel giro di un anno e mezzo ci sarà una fattibilità con la progettualità e spero che nel giro di 4-5 anni di poter vedere realizzato questo tunnel che garantirebbe veramente il paradiso di Portofino e del Tiguglio, da fare ancora un ulteriore salto in avanti e ancora portare maggior lavoro, maggior turismo, perché sarebbe veramente un richiamo turistico questa passeggiata veramente eccezionale per tutto il territorio. La mareggiata vi ha scoperti uniti come sindaci del territorio e forse questo potrebbe essere anche un investimento sulla comunicazione generale per poter far vivere questo territorio anche in un periodo non stagionale. State lavorando su questo e come? Assolutamente sì, c'è una grande unione con i sindaci soprattutto di Santa Margherita, Rapallo, ma ricordo anche Olivari di Camogli, ecco. C'è grande sinergia con di Capua di Chiavari, c'è un'unione del territorio con i sindaci per cercare di far vivere, e la regione che fa da capofila, per far vivere il Tiguglio 12 mesi all'anno. Abbiamo un progetto molto importante che gli abbiamo presentato proprio ieri nel nostro teatrino comunale ai nostri commercianti, che può essere veramente un primo passo per poter destagionalizzare la stagione. Qualche anticipazione? Qualche anticipazione sì, si tratterà di un progetto che va esclusivamente usando la luce, un progetto artistico che praticamente vuole mettere in risalto, diciamo, le caratteristiche di bellezza, di fragilità e dal punto di vista anche, come si può dire, sostenibilità del nostro territorio. Metterle in risalto, creare dei giochi di luce su Portofino, creare poi un simbolo di questo progetto che sarebbe una sfera che verrà posizionata su Portofino nei periodi invernali per attirare i turisti, far vedere cos'è Portofino, la storia di Portofino e del Tiguglio, perché noi viviamo anche di storie, le nostre tradizioni, i pescatori, l'artigianato, i contadini, far vedere al mondo quello che è la storia di Portofino, come è nato Portofino, e poi mandarlo nel periodo estivo in tutto il mondo. È una sfera, un globo, sarebbe il globo di Portofino e del Tiguglio, che andrà in tutte le maggiori capitali del mondo a far vedere cos'è il Tiguglio, cos'è Portofino. Tutto coordinato con dei giochi di luce sulle nostre palazzate che sono famose in tutto il mondo, sul nostro promontorio e sul nostro castello. Noi crediamo che sarà un progetto molto importante da far vivere sul Tiguglio nei periodi invernali per attirare gente e nei periodi di massima stagione invece mandare questa sfera, che sarebbe un po' la conclusione del globo del Tiguglio di Portofino, che racchiude dentro i segreti bellissimi del nostro territorio, mandarlo nei periodi invece di alta stagione, mandarla nel mondo a fare pubblicità per il nostro territorio. Bene, grazie Sindaco e buon lavoro allora. Grazie a voi e grazie di tutto quello che fate per il nostro territorio, grazie di cuore. Lasciamo Portofino e andiamo a Santa Margherita Ligure. Anche in questo caso il comune era stato colpito duramente dalla mareggiata, se pensiamo ai danni al porto prima di tutto e poi a tutta la zona del litorale, al depuratore, all'area del covo e così via. Incontriamo il sindaco Paolo Donadoni e partiamo proprio dall'ultima riflessione del sindaco Via Cava. La possibilità di realizzare o meno un tunnel che colleghi Portofino a Santa Margherita Ligure, questo per poter permettere una pedonalizzazione, se vogliamo, della provinciale 227 per Portofino, che è una strada appunto molto antica e dove adesso stiamo passando appunto e dove insistono ancora tra l'altro i lavori di ripristino. Allora andiamo a incontrare Paolo Donadoni. Io credo tanto nel progetto di un tunnel unico che colleghi Rapallo, Santa Margherita e Portofino. Questa sarebbe veramente una soluzione reale ai problemi di viabilità del nostro territorio. Ne percepisco anche la difficoltà realizzativa e quindi in itinere mi sembra assolutamente ragionevole l'ipotesi invece più breve di un tunnel Santa Margherita-Portofino che possa ad esempio partire dalla Cervara, arrivare a Paraggi, da Paraggi a Portofino e dunque spostando lì la viabilità, anche se non risolve un problema comprensorio, può però dare una soluzione ambientale importante, cioè ci può consentire nell'area paesaggisticamente, ambientalmente più bella di interrare il traffico veicolare e di trasformare invece la zona mare in una grande passeggiata pedonale ciclabile, consentendo di godere la bellezza di quei luoghi. Quindi io sono un sostenitore di questa ipotesi di cui con Matteo abbiamo più volte parlato e sulla quale confido potremo collaborare nei prossimi tempi. In verità abbiamo già iniziato a collaborare su questa idea perché penso che potrebbe essere un risultato davvero bello per la cittadinanza, per gli ospiti, per tutti. È un parco che è un valore dell'umanità, credo che consentire il miglioramento della sua vivibilità sia anche esso un miglioramento per l'umanità.
Siamo a distanza di un anno dalla grande mareggiata del 2018 e siamo in un punto che ha visto tanti interventi. Allora, intanto iniziamo proprio dal dire che cosa è stato fatto per recuperare quei danni. I danni sono stati riparati, sono quelli che oggi consentono di essere visti. Siamo qua sul porto, oggi il porto apparentemente ha ripristinato le sue strutture, in realtà ancora tanti lavori sono in corso, però in effetti è già funzionale e utilizzabile dalla primavera passata, tant'è vero che i risultati sono stati ottimi anche in tema di ormeggi e di funzionalità. Ancora dobbiamo potenziare la massicciata per renderla in grado di resistere a un evento meteoclimatico come quello dell'ottobre scorso, dobbiamo modificare leggermente la parte di punta e rifare invece l'ultima parte che è proprio crollata la pavimentazione. Ecco lì com'è lo status di progetto e lavori? Siamo già molto avanti perché abbiamo già progetti esecutivi approvati e inizieranno i lavori ora, sono in corso gli affidamenti in gran parte già realizzati, dunque abbiamo fatto anche più di quanto non pensavamo perché dato che i progetti erano pronti abbiamo ottenuto anche percentuali incrementative di finanziamenti da parte della Regione. Nel contempo qua dal porto vediamo anche tutta la parte del litorale marino e lì abbiamo ripristinato completamente Piazza del Sole, abbiamo ripristinato i giardini a mare. Ora stiamo ripulendo tutte le foci dei torrenti in maniera che anche la garanzia rispetto a eventuali eventi meteoclimatici interni, cioè di pioggia, di vento, possa consentire sfocio ai nostri torrenti. Dall'altra parte invece il depuratore è completamente ripristinato, c'erano circa 6 milioni di euro di danni, erano da rifare impiantistica interna e varie opere che sono state realizzate, ora c'è ancora in corso il completamento della massicciata di protezione. Tornando un anno fa, dalle emozioni di allora a quelle di oggi, avrebbe mai pensato di arrivare comunque a questo punto? Ma io ho molto chiari i ricordi di quella notte, di quella mattina e della distruzione che c'era in giro. Nel contempo anche la soddisfazione che non fosse una tragedia, che non ci fossero state vittime umane, però ecco, l'avvilimento è durato veramente pochi secondi, penso mio come di tutti i cittadini di Santa Margherita, tutte le nostre associazioni, i nostri enti, perché lì è stata forte la capacità di reazione e credo che oggi noi godiamo i risultati di un impegno forte, continuativo, condiviso, ma nel contempo anche come dire, che ha rappresentato un'esperienza umana significativa. Penso ad esempio alla collaborazione tra i tre sindaci, con Matteo e con Carlo abbiamo vissuto insieme quei momenti, confrontandoci telefonicamente di persona, abbiamo condiviso delle decisioni, abbiamo affrontato i problemi comuni, ma è stata un'esperienza territoriale di umanità, di forza di volontà, di capacità di reazione, credo importante, che lascerà un segno nel nostro territorio. Un'ultima domanda. Qual è lo stato dei lavori alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure che era stata devastata dalla mareggiata dell'anno scorso? Sì. Allora, i lavori sono ormai prossimi a iniziare. Naturalmente sono stati preceduti da un'accurata fase progettuale di verifica dei requisiti richiesti da tutti i punti di vista, quindi sia da quello della sicurezza ma anche per quanto riguarda l'inserimento a livello urbanistico, paesaggistico, ambientale. Ecco, spiegato anche la durata della fase preliminare. Ad ogni modo i lavori ormai sono prossimi all'inizio e credo di poter affermare con un buon grado di probabilità che questi lavori dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno in corso. Ora siete ancora a Villa Durazzo? Sì, siamo ancora a Villa Durazzo e colgo l'occasione per esprimere ancora il più sentito ringraziamento all'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure che ci ha fornito questa alternativa sicuramente ottima, perché ci consente di proseguire le nostre attività e quelli che sono poi i servizi di istituto a beneficio naturalmente della popolazione locale in un contesto assolutamente decoroso, dignitoso e confacente a quelle che sono le nostre necessità. Ecco, la Capitaneria l'anno scorso, la sede per come la conosciamo, non ha potuto resistere a questo impatto così violento. Ora c'è questo progetto per rifarla. Che accorgimenti ci sono perché sia, come dire, più preparata, più forte, ecco, per affrontare un evento meteomarino così? Sì, l'accorgimento principale riguarda il fatto che la parte dell'edificio che affaccia
sul mare aperto, quindi il lato mare inteso come costa, sarà murata. Il primo piano sarà murato, quindi le finestre saranno murate e quegli ambienti saranno destinati a uso archivio. Ecco, in questo modo sicuramente anche a ripetersi di eventi magari paragonabili a quello non ci sarà l'ingresso d'acqua, che poi è quello che un anno fa ha provocato l'allagamento dei locali. Quindi una diversa sistemazione degli ambienti, ma anche l'utilizzo di materiali insomma, più resistenti. Sì, senz'altro una diversa sistemazione degli ambienti, gli ambienti uso ufficio persi per via della chiusura delle finestre saranno recuperati realizzando un piano aggiuntivo. Questo in estrema sintesi è ciò che prevede il progetto, con l'occasione anche un opportuno ampliamento della sala operativa, che poi rappresenta un po' il cuore di quelli che sono gli uffici di Guardia Costiera, dove vengono gestite tutte in tempo reale tutte le segnalazioni che richiedono un immediato intervento, quindi un ampliamento sicuramente positivo della sala operativa, e questo è anche un'altra novità significativa e molto apprezzabile. Ecco. I suoi uomini, quelli che sta imparando, penso anche a conoscere in questo periodo, cosa le raccontano dell'anno scorso e come vivono questi giorni dell'anniversario? Sì, sicuramente è un evento che segna quella che è anche una carriera, in quanto fortunatamente si tratta di avvenimenti molto gravi. Quello che comunque ritengo molto apprezzabile nell'atteggiamento del personale è sì il ricordo di quanto è successo, e quindi anche il trarne anche da quella che poi è stata la reazione sicuramente molto positiva, e che diciamo aumenta poi la convinzione anche professionale, la capacità di reagire a un evento simile, ma anche posso dire la capacità di in un certo modo voltare pagina e poi riprendere a svolgere quelli che sono i normali servizi di istituto con un'accresciuta consapevolezza. Bene, ringraziamo il comandante Ivan Bruno. Adesso ci spostiamo a Rapallo, uno dei comuni più colpiti dalla mareggiata dell'anno scorso. Mi vengono in mente San Michele di Pagana, il lungomare di Rapallo, il disastro del porto con tutte le imbarcazioni spiaggiate sulla scogliera e appunto sul lungomare rapallese. Andiamo ad incontrare il sindaco Carlo Bagnasco. Sindaco, ad un anno dalla mareggiata che ha colpito pesantemente la città, che cosa è stato fatto per recuperare quei danni? È stato fatto moltissimo. Pensate che noi a Rapallo abbiamo avuto il più grosso disastro nautico a livello nazionale. Vi dico dei numeri che sono quelli che colpiscono di più: 400 imbarcazioni affondate e danni per privati equivalenti a circa 700-800 milioni di euro, cioè un numero pazzesco. Ci siamo riusciti, oggi imbarcazioni non ce ne sono più, la fruibilità del golfo esiste, c'è, il fronte mare è stato risanato al 90%, mancano delle rifiniture, mancano le ringhiere che arriveranno nel mese di marzo per motivi tecnici, il tipo, la ditta che deve fornire la gara d'appalto, però la situazione è sotto controllo. È stato fatto un lavoro eccezionale. Siamo stati indicati anche da l'ANCI come un esempio nazionale, sia Rapallo che Santa Margherita che Portofino, non certamente per merito solamente del sindaco di Rapallo, ma proprio per un discorso, per un atteggiamento sull'emergenza che ha avuto il nostro territorio come eccellente. Ecco, veniamo a quello che manca, agli aspetti più grossi alle quali tocca metter mano. Ci sono ancora diverse cose da mettere a posto, perché sapete benissimo che in un anno tutto non si poteva fare. Abbiamo fatto il massimo, ora è l'anno veramente di fare qualcosa di più, e abbiamo San Michele di Pagana. San Michele di Pagana, il collegamento Prelo e Trelo, è ancora fortemente danneggiato per importi importanti, scusatemi il gioco di parola, si parla di 800.000 euro. Ed è un progetto abbastanza complesso anche per quanto riguarda la realizzazione, ed è il nostro obiettivo per la prossima stagione che questo collegamento sia pronto. E poi la scommessa è quella del dragaggio del Golfo. Questa è un'opera storica che Rapallo non ha mai fatto. Se ne parla da anni, riuscire a farlo sarebbe importante. Ma sarebbe un evento straordinario, ma io sono convinto che noi riusciremo a farla, perché tantissima la voglia di fare, e inizieremo nei prossimi mesi.
Il porto resta ferito, ma c'è un progetto che deve essere presentato per la messa in sicurezza a livello definitivo. Vi convince questo progetto? Come va? Ci convince l'atteggiamento del porto e di chi ha voglia di investire nella nostra città. Ricordiamoci che il porto Carlo Riva vive una situazione un pochino diversa. Il porto Carlo Riva è un porto privato, dato in concessione dal comune, di conseguenza loro giocano una gran parte. Noi abbiamo lavorato tutto per quanto concerne il pubblico, dove abbiamo avuto dei buoni risultati. Adesso è il momento del porto privato, nei prossimi giorni verrà presentato questo progetto e poi magari lo valuteremo assieme. La stampa ha anticipato una diga alta 7 metri e qualcosa, Sì. Sarà un po' troppo forse? Se lo rifai come hai fatto prima non va bene, perché l'hai rifatto se è caduto. Se lo fortifichi non va bene, perché dà fastidio agli ambientalisti e di conseguenza, come sempre, ci vuole il giusto equilibrio. Penso che ricostruirlo esattamente come prima non sia la soluzione. Rapallo domani sera, il 29, avrà un evento per ricordare tutto questo. Il programma quale sarà? Ma è un programma un po' diverso, cioè nel senso non è tanto una festa in quanto è un momento di riflessione e l'ho voluto fare in maniera diversa. Io domani sera desidero veramente ringraziare chi quella notte c'era, i protagonisti attivi. Vedete, quando succedono questi grossi disastri poi c'è anche un po' di confusione anche istituzionale. Molte volte ci sono delle gratificazioni a gente che non c'era, a gente che c'era. Io ero lì, a prescindere da quello che ho fatto io, che è il mio dovere, ero lì con delle persone che ho visto con i miei occhi, che ho parlato e che ho lavorato in quelle ore, che sono state ore molto complesse. E io domani sera voglio gratificare e soprattutto ringraziare solamente le persone che erano lì in quel momento. Un anno fa, pensando ad arrivare a questo momento, avrebbe immaginato di aver potuto recuperare così tanto? No, perché quando un anno fa abbiamo visto quelle imbarcazioni, abbiamo visto le difficoltà dal punto di vista tecnico, dal punto di vista burocratico soprattutto, perché la burocrazia è pazzesca. Ricordiamoci che io non sto operando come ad esempio il collega Bucci, no? Io non sono commissario, io ho dovuto fare l'iter tradizionali e gli iter tradizionali sono pazzeschi, no? Quindi è una partita diversa dal Ponte Morandi ad esempio. E essere riusciti a portare la città a questo livello veramente è un motivo di orgoglio, ma non solamente del sindaco, di tutta la città, ecco. Accediamo adesso al Molo De Laurentiis, Molo dei Primieri, uno dei più colpiti durante la mareggiata dello scorso anno. Praticamente tutta questa parte dove stiamo per camminare era andata distrutta per la forza del mare, ma anche per le imbarcazioni che dal porto sono arrivate verso la passeggiata. È stato un anno difficile soprattutto per i battellieri, per il Consorzio Marittimo del Tigullio, che sperava di poter ripartire con la stagione estiva da questo punto di partenza per le imbarcazioni. È passato un anno, dicevamo, incontriamo di nuovo Sergio Michelini, che è il presidente del consorzio. Buondì. Buongiorno. Allora, che fatica è stata per poter riavere questo punto di attracco fondamentale, poi nevralgico, ecco, per questa zona? La fatica è stata enorme, non credevamo che ci fossero tutti i problemi di carattere burocratico che purtroppo esistono, ma anche dovuti al fatto che la situazione era piuttosto critica e c'era una realtà legata al fondale, a tutta una serie di fattori che poi erano determinanti e hanno ritardato ulteriormente quelle che sono state poi tutte le opere di ripristino. Devo dire che il lavoro che è stato fatto dall'amministrazione, prima nella persona del sindaco, poi nella persona dell'assessore Lasinio, sono stati determinanti perché hanno consentito di accelerare tutte quelle pratiche che obiettivamente erano piuttosto complesse. Il pontile a livello strutturale non aveva grossi problemi perché nonostante siano passate sopra delle barche, gli siano finite addosso delle barche anche abbastanza importanti, però poi c'era da rifare tutta la pavimentazione, fare tutta una verifica che poi di cui noi ci siamo occupati e che abbiamo cercato di realizzare nei tempi più brevi. Ovviamente mancavano le autorizzazioni che non dipendevano solamente dal Comune ma dipendevano anche da altri enti che, devo dire, insieme a Autorità Marittima e i tecnici del Comune, insomma, abbiamo cercato di risolvere. Il 4 di agosto siete ripartiti di fatto con la stagione estiva. È stata una stagione persa oppure l'avete recuperata poi? Ma nel momento in cui inizi a lavorare il 4 di agosto è ovvio che comunque perdi una parte importante della stagione, però comunque è stato importante ritornare, ripartire
perché è quello che poi fondamentalmente ha ricreato tutto un sistema, tutto un meccanismo, tutto un flusso di turisti che poi insomma sono necessari anche per tutta la passeggiata a mare. Diciamo che, senza false presunzioni, però nel momento in cui sono ripartiti i battelli la passeggiata a mare diciamo che ha ripreso vita. Questa è una soluzione temporanea, ora bisognerà ripensare al lavoro vero e proprio. In questo senso quali sono le idee e i tempi? Ma allora dovrebbero iniziare i lavori di ricostruzione del pontile e quindi subito dopo il ponte dei morti il Comune dovrebbe iniziare la ricostruzione del nuovo pontile secondo il progetto che ha creato il Provveditorato Opere Marittime. E poi bisogna pensare a quello che è la situazione legata al fondale, per la quale speriamo che comunque venga eseguita un'opera di livellamento per consentire di avere quei fondali che per noi sono necessari per svolgere le manovre di attracco. La flotta ha avuto problemi e comunque siete rientrati di questo, anche per quanto riguarda il personale, adesso la situazione è a posto? Sì, ora siamo a pieno regime, la flotta, sì, alcune imbarcazioni hanno subito danni anche abbastanza importanti, che sono stati riparati, però fortunatamente ora siamo ritornati a pieno regime, per cui tutto il personale, ma già il personale comunque era già stato riconfermato tutto, perché non è giusto far ricadere sul personale quelli che sono problemi che poi loro non conoscono, quindi era inutile addebitare delle responsabilità a loro che non avevano e che non aveva nessuno, non avevamo neanche noi e non avevano neanche l'amministrazione e chi si è occupato di questa cosa. Il lavoro è stato importante. Anche l'autorità marittima comunque ha svolto un egregio lavoro, perché in effetti c'era tutta una serie di problematiche a livello documentale, perché poi alla fine si tratta solamente di questioni burocratiche che comunque anche l'autorità marittima ha risolto e ha cercato di portare avanti in tempi piuttosto stretti. Ringraziamo il Presidente Michelini, è l'occasione per tornare su un convegno che è stato organizzato nei giorni scorsi proprio qui a Rapallo, all'Auditorium delle Clarisse, promosso da Rotary Club Rapallo Tigullio ad un anno dalla mareggiata, per riflettere su come intervenire, come ripensare il territorio in occasione appunto di eventi meteomarini come quello del 2018, quindi mareggiate più frequenti, con onde più basse ma più potenti e soprattutto con venti provenienti da direzioni diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati oggi. E lo scenario naturalmente, ed è quello che è emerso dal convegno, che si prospetta per il futuro a medio termine. Allora andiamo a vedere che cosa è emerso con le interviste di Emanuela Castello. È possibile presumere che eventi del genere si ripeteranno in futuro? Allora sicuramente sì, saranno eventi che si potranno ripetere nel futuro. Quando oggi non lo sappiamo anche però che sono eventi che si sono anche dati anche nel passato, cioè la mareggiata dell'anno scorso non è stata una mareggiata più intensa rispetto a quelle che sono andate in passato, sono fenomeni che si sono già dati nel passato, ma complici i cambiamenti climatici probabilmente, con elevata probabilità, si daranno in maniera più frequente. Quanta è la percentuale di incidenza delle azioni umane su questi cambiamenti e quanto invece è data da una naturale evoluzione del nostro sistema naturale? Allora, innanzitutto bisogna dire che questi eventi sono eventi naturali, sia le alluvioni sia le mareggiate sono quegli eventi che hanno creato la nostra splendida Liguria, cioè sono quegli eventi che hanno creato queste bellissime spiagge, che hanno creato queste bellissime coste. Quello che non è naturale è l'impatto di questi eventi sull'antropizzato. Se noi a un certo punto togliessimo i nostri paesi, togliessimo le nostre città, questi eventi continuerebbero a modellare la nostra morfologia, la nostra costa. Ecco, il fatto di aver costruito tanto e soprattutto negli anni 50-60 fa sì che questi eventi oggi abbiano un impatto così disastroso, così come abbiamo osservato negli ultimi anni.
Dunque è sempre più importante l'attenzione a comportamenti responsabili in una situazione come quella in cui ci troviamo. Sicuramente oggi dobbiamo imparare a convivere con questi eventi e quindi ad assumere un comportamento responsabile, a credere alle allerte anche quando poi magari non si danno, e quindi ritenersi fortunati che l'evento non abbia colpito il proprio territorio. Dall'altra parte dobbiamo anche cominciare a ripensare la nostra Liguria in termini di sviluppo sostenibile, no? Cioè cercando di non rifare gli errori del passato. Oggi quando riandiamo a ricostruire, riandiamo a qualcosa, bisognerebbe pensarlo nell'ottica tenendo conto che comunque eventi di questo tipo si ridaranno. Uno sviluppo della difesa della costa con questa attenzione quale direzione può prendere? Allora, dal mio punto di vista può essere assumere una direzione del deurbanizzare le coste, cioè non più invadere le nostre spiagge con cabine, strutture, tutto quanto, perché tanto questo oggi non serve neanche più dal punto di vista sociale. Oggi rispetto a 20 anni fa non abbiamo più le famiglie che vogliono la cabina da giugno a settembre, perché complice anche la crisi economica questo fatto qua non c'è più. Oggi c'è più un turismo mordi e fuggi, e quindi magari cercare di non infrastrutturare la costa, le spiagge come facevamo nel passato, cioè con tecniche diverse, con strutture più leggere, tutto quanto, per permettere alla natura di fare anche il suo corso. Quali difese per una costa come quella ligure, esposta evidentemente a più venti? Allora, il termine della difesa che risolve tutti i problemi non esiste, bisogna affrontare caso per caso nelle fattispecie, in quanto gli interessi, le funzioni e gli utilizzi possono essere diversi da tratto di costa a tratto di costa, quindi oserei dire che bisognerebbe realizzare degli studi specifici per ogni fattispecie interessata. Quindi per esempio riguardo al Tigullio evidentemente c'è una differenza tra Tigullio occidentale e Tigullio orientale importante. Certo, essendo abbastanza ampia come zona, è esposta anche a eventi diversi, quindi ci sono delle zone più esposte agli eventi di scirocco, alcune da libeccio, e quindi bisognerebbe cercare di capire le diverse zone. Bisogna anche ricordarsi però che l'evoluzione della linea di costa può anche avvenire su lunghezze molto ampie, e quindi bisogna avere una visione ampia del Tigullio con approfondimenti specifici per le diverse località. Per quanto riguarda il Tigullio occidentale, cosa manca attualmente? Il consiglio dell'esperto è quello di coinvolgere chi si occupa di studiare i processi per poter dare degli strumenti che possano essere impiegati dall'amministrazione per la pianificazione e per la progettazione di interventi atti a una programmazione pluridecennale. La Liguria è un territorio fragile. In questi anni è cresciuta la sensibilità della popolazione e delle istituzioni per quelli che sono le necessità di allertamento della popolazione, dunque per le procedure da mettere in atto? È sicuramente cresciuta l'attenzione. Purtroppo i fenomeni estremi, come ho già detto, non sono nuovi alla nostra regione. Certo è che effettivamente l'attenzione delle persone, della popolazione è cresciuta sicuramente l'attenzione delle istituzioni e degli amministratori, proprio per lavorare tutti insieme verso una prevenzione e soprattutto un aumento della consapevolezza e un aumento della cultura del rischio. Ed eccoci sulla passeggiata mare di Ponente a Zoagli. Qui a fine ottobre 2018, dopo la mareggiata, non c'era nulla, il mare si era portato via tutto, anche questo collegamento sul quale stiamo camminando ora. Adesso tutto è stato rifatto, la passeggiata, la ringhiera, stiamo per incontrare il tecnico che ci spiegherà come è trascorso quest'anno tra lavori e ricerca di finanziamenti. Ovviamente la passeggiata deve essere anche ripensata, perché i lavori fatti nel 2018 di rifacimento, quelli hanno resistito, quelli sì, ma ci sono tratti del lungomare
che invece risalgono agli anni 30, 40, 50 e quelli invece devono essere ripensati. Ma ne parliamo con Roberto Vignale, che è il tecnico del comune di Zoagli. Iniziamo da questo lato della passeggiata. Ad un anno di distanza, che cosa è stato fatto? Siamo molto soddisfatti dei lavori che sono stati intrapresi, in quanto in linea di massima abbiamo raggiunto l'80% di media dei lavori completati, quindi siamo veramente protesi ad effettuare gli interventi che saranno programmati nel 2020. Nella parte alle sue spalle che cosa è stato fatto? I lavori sono stati portati e ultimati per consentire all'utenza e ai turisti di raggiungere entro luglio. Abbiamo raggiunto le 2 mete che avevamo come obiettivo, ossia erano i 2 stabilimenti balneari di Pietra di Luna e dell'Arenella, per cui nonostante le difficoltà dovute alla presenza di bagnanti che hanno costretto la ditta a lavorare ad ore, diciamo, a partire dalle ore 5:30 del mattino fino alle ore 11, si è potuto raggiungere e ripristinare questi collegamenti. Ecco, cosa manca? Restano da fare, ultimare l'ultimo tratto, che praticamente è il pezzo che va dagli stabilimenti balneari di Pietra di Luna fino alla fine della passeggiata. E i lavori sono già ripresi, devo dire, sono ripresi la settimana scorsa e noi consideriamo che si possano ultimare entro l'anno. Per questa parte quanti soldi sono arrivati? Per la passeggiata sia lavori edili e lavori che hanno riguardato anche l'impianto di pubblica illuminazione sono arrivati circa 520.000 euro. Poi abbiamo avuto il finanziamento, ottenuto il finanziamento per i lavori che tra l'altro partiranno proprio il 15 novembre, che sono da parte mia ritenuti veramente essenziali e importanti, circa 150.000 euro che andranno a costituire il finanziamento per la realizzazione del rifiorimento del bulbo del molo Capitano Solari, che è andato depauperato quasi completamente, la ricostituzione della mantellata del molo della Gaiassa e il rifiorimento e il ripristino della scogliera soffolta Nanzi, la spiaggia del Duca dove ci troviamo noi, ed è anche un intervento di ripascimento che andremo a fare alla spiaggia dell'Arenella. Ora chi ci ascolta, chi ci vede potrebbe dire ma vanno a fare il ripascimento ora. No, il ripascimento andrebbe fatto proprio in questo momento, perché il ripascimento va inteso sia come possibilità di dare spazio, diciamo, all'attività turistica balneare, ma è indispensabile per la difesa della costa. E tutta questa parte è già stata finanziata? Questa parte è già stata finanziata. Dobbiamo ancora dar corso a un intervento di ripascimento, diciamo in senso stretto, che sarà della spiaggia del centro e del Duca, che ovviamente, considerate che attualmente c'è una situazione che, voglio dire, tecnicamente da considerarsi sufficiente per eventuali ulteriori fenomeni erosivi, verrà rimandata il prossimo anno, dando anche soddisfazione sotto l'aspetto dell'utilizzo delle spiagge. E poi c'è la passeggiata di Levante, lì è proprio tutto da sistemare ancora, c'è un progetto esecutivo? Sì, noi siamo pronti a partire. Mancano i soldi? Mancano i soldi, però i soldi arrivano. Avete avuto garanzie? Sì, noi abbiamo avuto garanzie, ma abbiamo avuto garanzie dall'assessore, al punto che noi abbiamo anche inserito alcuni interventi che verranno finanziati nell'ottica di migliorare la resilienza delle opere. Ciò vuol dire che forse per la prima volta da 30 anni che io faccio il dipendente pubblico si sta forse pensando anche alla prevenzione. Le 2 opere sono praticamente la costituzione di una scogliera soffolta davanti all'ultimo tratto della passeggiata che soggiace alla stazione ferroviaria, che in modo da costituire opera di difesa della passeggiata, che abbiamo un muro che si sta disarticolando e che abbiamo inserito dentro i fondi che andremo a utilizzare per ricostituire. L'altro invece è il problema dell'Arenella, perché l'Arenella, le mareggiate del 28, 29, 30 ottobre 2018 hanno praticamente eroso tutta l'arenile, per cui lì ci sarà
oltre che a fare il ripristino anche provvedere a fare uno studio eventualmente se ritenere compatibile una scogliera, anche se le possibilità di introdurre questa soluzione tecnica sono abbastanza, come posso dire, da scartare, perché nell'ultima valutazione che era stata fatta prima di fare la progettazione, l'inserimento di una scogliera era stata considerata dagli ingegneri idraulici come un trampolino per aumentare, che incrementava addirittura la lunghezza d'onda. E la passeggiata di Levante quanto costerà? E la passeggiata al mare di Levante costa un po' meno di quella di Ponente, si attesterà attorno ai 380-400 mila euro. L'altro aspetto è quella della spiaggia del Pozzetto. Quella al confine con Rapallo. Confine con Rapallo, amatissima dai zogliesi ma anche dai rappellini, e quella l'abbiamo inserita invece nel 2021, non tanto perché la mia struttura non riesca, diciamo, a essere performante nel progetto, quanto più che altro che occorrerà fare altri studi, soprattutto sulla battimetria dei punti dove verranno riposizionate le scogliere. Mentre lasciamo Zoagli andiamo a leggere alcuni numeri relativi agli stanziamenti regionali nei confronti dei comuni colpiti dalla mareggiata dello scorso anno, che ammontano ad un totale di 22.351.000 euro. E andiamo a vedere il dettaglio comune per comune. Intanto a Zoagli la regione ha stanziato oltre 748.000 euro, a Chiavari 150.000 euro, nel comune di Lavagna 542.500. Poi andiamo ai comuni che hanno ricevuto gli stanziamenti maggiori: 590.000 euro per il comune di Portofino, saliamo a oltre 4 milioni per il comune di Rapallo, 13.843.000 per il comune di Santa Margherita Ligure, oltre 2.300.000 euro per il comune di Sestri Levante. Grandi stanziamenti per poter recuperare i danni causati dalla mareggiata. Ne andiamo a parlare a Lavagna con l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Secondo lei dalla mareggiata le istituzioni hanno capito proprio questa svolta, questo passaggio dal difendersi adesso a prevenire, quindi a fare dei lavori di resilienza come lei diceva? Beh, intanto è aumentata la sensibilità di protezione civile in tutte le amministrazioni e devo dire che la risposta in un anno non è stata scontata. Abbiamo fatto cose, io credo, straordinarie insieme alle amministrazioni comunali e questo va ribadito. Adesso dobbiamo mettere in campo nuovi progetti e nuovi interventi. Abbiamo 240 milioni divisi tra il 2020 e il 2021 e le amministrazioni sono chiamate a proporre a Regione Liguria un elenco di priorità che serviranno evidentemente a dialogare col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per scegliere appunto quali progetti e quali interventi mettere in campo. Vediamo che cosa mi verrà presentato al 31 di ottobre, non ho ancora visto le schede che i comuni stanno preparando, ma ho fatto incontri preparatori un po' in tutte le province per spiegare che adesso è veramente il momento di sfidare anche le capacità tecniche, perché se noi non facciamo un passo avanti e ci limitiamo a dare risposte emergenziali, poi dopo sappiamo che purtroppo le cose che sono accadute magari fra 10, 15, 20 anni possono anche riaccadere. I 240 milioni sono un'ottima occasione, insomma, da non perdere. Beh, direi che un piano di interventi pubblici di 240 milioni al netto degli interventi e delle cifre già stanziate è certamente qualcosa di molto ambizioso e quindi non capita tutti i giorni. È anche vero che abbiamo tanti danni che abbiamo patito nel corso dell'ultimo anno e quindi lo stimolo è a affrontare il tema non solo, ripeto, per costruire quello che c'era, ma anche perché per la prima volta in un'ordinanza di protezione civile si parla di resilienza, cioè l'aumento della capacità di difesa dei nostri territori e credo che ce ne sia bisogno sia da mare come nel caso di ottobre-novembre scorso, ma anche da monte, perché sappiamo che poi viviamo in un territorio molto fragile. A proposito di prevenzione, noi siamo a Lavagna, il comune ha bisogno di ripascimenti ma soprattutto di un'attenzione in particolare ai pennelli, quindi alla difesa del mare. In questo caso ci può descrivere qual è la situazione? È una situazione che è in divenire, abbiamo finanziato in questo caso un progetto per capire come meglio affrontare le difese a mare di Lavagna, che ha una particolarità molto importante, ha una costa che è prospiciente a quelle che sono le abitazioni, le attività commerciali, la ferrovia è subito dietro, quindi la difesa a mare
mare per questo comune è un elemento di protezione civile e quindi abbiamo validato alcune cifre che sono a disposizione del nuovo sindaco per fare appunto questi progetti, li aspettiamo e l'obiettivo è sempre quello di intercettare una parte o nel 20 o nel 21, speriamo nel 20 evidentemente per agevolare nel più breve tempo possibile questi interventi, quei 240 milioni che sono a disposizione di tutti i 140 comuni che sono stati colpiti dall'evento di ottobre-novembre scorso. Paolo Ferraresi, che è qui con me, rappresenta i balneari del Tigullio e questa è una zona particolare legata alla mareggiata di un anno fa. Se pensiamo che qui si era aperto un fornello nella passeggiata a mare e i bagni che sono alle mie spalle avevano avuto dei danni pazzeschi, così come molte altre strutture. Allora subito le chiedo, a un anno dalla mareggiata, se la situazione si è recuperata, quanti fondi sono arrivati, quanti danni c'erano stati? Allora, i danni stimati allora superavano il 1,5 milioni di euro, circa 1.700.000 euro. Diciamo che ci siamo messi tutti di buona lena e i danni sono stati riparati a nostre spese per ora. Sono state fatte le domande in Camera di Commercio per recuperare qualcosa e diciamo che il percorso, il processo è in itinere e quindi dovrebbe arrivare qualcosa. Ecco. La stagione estiva si è riuscita a recuperare qualcosa? La stagione balneare è andata bene, sì, abbiamo recuperato qualcosa, siamo contenti della stagione balneare e diciamo che vediamo il futuro con fiducia. Alle sue spalle però vedo la spiaggia di fronte ai bagni ancora molto erosa. Qui che discorso si può fare? Perché se arriva una nuova mareggiata il mare è praticamente molto vicino alle strutture. Sì, è molto tempo che lo diciamo, abbiamo bisogno di difese dalla costa. Diciamo che noi i danni li abbiamo riparati, ma siamo al punto di partenza nel senso che non abbiamo difese dalla costa. Abbiamo i pennelli completamente da ricostruire, danneggiati ancora dalla vecchia mareggiata e abbiamo l'esigenza di fare ripascimenti seri e diciamo con metri cubi elevati, perché come la stanno facendo adesso i ripascimenti non servono a nulla. Il pennello che è qui alla sua destra è praticamente inesistente. Sì, è praticamente inesistente, viene eroso continuamente, c'è esigenza appunto di raddoppiare la lunghezza dei pennelli, di rimpolparli, così si suol dire, e l'esigenza di costruire delle dighe soffolte che possano trattenere il materiale del ripascimento. Il piano La Barbera di 10 anni fa va ancora bene? Sì, il piano La Barbera può essere un punto di partenza anche perché non era stato completato, era stato solo diciamo, attuato parzialmente e quindi c'è l'esigenza di completarlo definitivamente con la costruzione di queste dighe soffolte. Ne avete riparlato in comune? Sì, ne abbiamo riparlato, c'è la volontà di farlo, devono reperire i fondi. Ma questo è un discorso che va avanti da anni, ecco. Però adesso è veramente urgente perché noi adesso le prime, anche adesso c'è stata l'allerta meteo, le prime mareggiate, noi viviamo sempre col fiato sospeso perché abbiamo paura che possa accadere quello che è successo l'anno scorso. Sulla questione del ripascimento delle spiagge, ma anche della difesa, quindi dei pennelli e del discorso anche del piano La Barbera che c'è in piedi da 10 anni, il Comune di Lavagna cosa può fare, cosa ha in mente di fare, perché è una situazione che insomma va risolta. Dunque, il Comune di Lavagna fa un intervento da oltre 450.000 euro dove andiamo a ripristinare immediatamente, stiamo già facendo tutte le rilevazioni subacquee per vedere lo stato dell'arte dei singoli pennelli, tutta la ricostruzione dei pennelli che sono stati distrutti dalla mareggiata dello scorso ottobre. Questo è il primo tratto, lo realizziamo assolutamente entro l'anno e quindi mettiamo già in chiaro un primo aspetto del nostro intervento. Poi siamo assolutamente avanti per vedere che cosa prevedeva il piano di ripascimento di tutta la costa, abbiamo già presentato tutte le relative schede e questa è una seconda tranche di lavori che sicuramente cercheremo di realizzare entro il 2020 perché il progetto esecutivo è già molto sviluppato e quindi anche da questo punto di vista siamo in condizioni di poter renderci assolutamente operativi e anzi essere tra i primi che completano il percorso di salvaguardia della nostra costa. E per la questione fondi
Bisogna chiederli alla Regione? Allora, i 450.000 euro sono già assegnati, sono già attribuiti. Nel 2020 invece, che è la seconda tranche, il lotto, di cui parlavo in precedenza, anche questi sono a fronte di progetto esecutivo sempre da parte della Regione nello stanziamento che è stato attribuito in via straordinaria per gli interventi straordinari sempre sulle opere a mare. Lasciamo Lavagna e andiamo a Sestri Levante, un altro dei comuni del Tigullio che sono stati colpiti dalla mareggiata del 2018. I danni peggiori, lo ricorderete, nella zona di Renà a Riva Trigoso, ma anche nella baia di Portobello, dove la forza delle onde aveva provocato problemi alle imbarcazioni, ma anche danni a bar, ristoranti ed alberghi. Stiamo per incontrare il sindaco Valentina Ghio, alla quale chiederemo anche le novità di quest'anno. Come sapete, da pochi giorni c'è un'ordinanza che vieta l'ormeggio alle imbarcazioni proprio nella baia di Portobello. Questo per ragioni di sicurezza, vuol dire che le difese a mare hanno bisogno di nuovi interventi, e su questo c'è uno studio commissionato all'Università di Genova, e quindi cercheremo di capire proprio dal primo cittadino quali sono, insomma, le prospettive future. Un anno fa la mareggiata colpiva duramente anche Sestri Levante, qui infatti chiudiamo il nostro giro nei comuni che sono stati interessati dalla mareggiata. Qui l'acqua ha rovinato anche delle strutture, ha creato dei danni alle strutture ricettive, c'è Renà che ha avuto una gran parte di problemi. A distanza di questo tempo, che cosa è stato fatto e che cosa manca? Allora, sicuramente devo dire che siamo intervenuti da subito con le azioni di somma urgenza per cercare di ripristinare quello che la mareggiata ha rovinato, quindi la rifioritura della diga di Portobello, ma anche dei primi interventi su Renà che hanno consentito di avviare la stagione estiva da parte delle attività economiche presenti senza danni. E siamo intervenuti anche affidando uno studio all'Università di Genova, al Dipartimento d'Icca, sulla Baia del Silenzio, per fare tutta una serie di misurazioni e simulazioni che ci consentano di capire quali sono gli interventi necessari per tutelare la baia. Ricordiamo che lo scorso anno davvero molte imbarcazioni sono finite lungo le facciate delle case, in particolare l'Hotel Miramare ha avuto tantissimi danni. Quindi i primi interventi di somma urgenza si sono realizzati e hanno ricomposto l'assetto. Lo studio è in corso, abbiamo avuto questa settimana i primi esiti e per la fine dell'anno avremo la sistemazione definitiva, e poi abbiamo realizzato un sacco di progettazioni proprio per creare nuovi assetti che diano maggiore protezione sia sulla Baia del Silenzio, ma in particolare su Renà, attraverso 3 lotti di progettazione, e anche sui pennelli di Sant'Anna, della Baia delle Favole, che sono stati anch'essi duramente colpiti dalla mareggiata. In questo momento è in corso una lavorazione che riguarda Renà, di risistemazione della scogliera, e poi partirà un ulteriore lotto, e a breve inizieranno anche i lavori a Sant'Anna di ripascimento e di rifioritura dei pennelli. Qui possiamo dire recupero, almeno dell'emergenza, ma adesso si pensa anche un po' a quello che oggi si dice resilienza, cioè comunque a poter prevenire anche questi fatti. Sicuramente abbiamo cercato di lavorare soprattutto grazie ai finanziamenti che la Protezione Civile Nazionale ha messo a disposizione della Regione, non soltanto per riparare il danno ingente che è stato fatto, ma anche per progettare interventi di prevenzione e di valorizzazione del nostro ambiente. Ce ne sono tutta una serie di altri interventi, come per esempio la risistemazione del muro della terrazza dell'Annunziata e anche la risistemazione del belvedere dietro le mie spalle, insomma nella salita verso la Mandrella, che ha avuto degli svuotamenti a seguito della mareggiata, quindi e anche il consolidamento della diga del porto, dell'area portuale. Abbiamo veramente progettato tanti interventi, alcuni dei quali già finanziati, su altri siamo in attesa delle risposte delle successive tranche di finanziamento, ma abbiamo proprio ragionato pensando che non fosse il caso solo di ripristinare il danno fatto, ma anche di pensare a un nuovo assetto del territorio che desse più protezione tanto alla sicurezza delle persone, ma anche che valorizzasse e conservasse la bellezza del nostro paesaggio, che è davvero unica al mondo e purtroppo, come abbiamo visto, tanto esposta alle intemperie. Rimane sempre la questione del porto, lì la situazione invece com'è?
Ma il porto, a causa proprio della tipologia di mareggiata dello scorso anno, non aveva avuto in quel caso dei danneggiamenti specifici, ma una situazione periodica di sofferenza rispetto alle protezioni. Anche in quel caso è stato redatto un progetto di totale rifioritura ed ampliamento di quella che è la diga di protezione della rada portuale, ed è già stato sottoposto alle progettazioni e ai finanziamenti della protezione civile che arrivano tramite la Regione, e ci auguriamo, vista la disponibilità di risorse che in questo momento è doverosamente su questi temi, che possa essere finanziato, perché si riuscirebbe a dare una risposta importante anche in quel settore. Ai primi giorni di novembre quali sono i lavori che partiranno? Sì, allora i primi giorni, il 5 novembre, daremo inizio al primo lotto di lavori a Renà. Eravamo già intervenuti in somma urgenza subito dopo la mareggiata con interventi a protezione e a sostegno della via Vespucci, che è la via appunto che porta alla frazione di Renà, e a seguire la sistemazione del belvedere, che era stato completamente demolito. Nel frattempo avevamo in progettazione già dall'estate 2018, quindi prima della mareggiata, uno studio meteomarino su tutta l'area di Renà, che è interessata negli ultimi anni da una erosione costiera. E quindi appunto il 5 novembre iniziamo con questo primo lotto finanziato già sul 2019 dalla Regione con i fondi della Protezione Civile, con una risistemazione, eliminazione delle barriere verticali riflettenti e una risistemazione e riprofilatura di tutta la scogliera di Renà con profili a 45 gradi, in modo che appunto accompagnino la forza dell'onda senza creare erosione. Pennelli di Sant'Anna invece? Sì, anche i pennelli di Sant'Anna sono stati inseriti in questa partita del 2019 con i fondi della Protezione Civile, inizieranno anche qui il 4 di novembre con un rifiorimento, un rafforzamento dei pennelli depauperati dalla violenza della mareggiata del 29 e 30 di ottobre, soprattutto i 2 pennelli verso le gallerie di Lavagna. Sempre nell'ambito delle progettazioni della Protezione Civile è stata finanziata sulla zona di Sant'Anna la progettazione definitiva del prosieguo di questo intervento, per andare ad realizzare sia ripascimenti dell'arenile che un ulteriore rafforzamento dei pennelli, in modo da garantire una protezione delle mareggiate sul litorale. Intanto vediamo la baia deserta, c'è questa ordinanza che appunto vieta in questo momento l'ormeggio, e c'è uno studio anche in corso per cercare di intervenire. Una situazione temporanea che però riguarderà fino all'aprile del 2020, se non sbaglio. Sì, esatto. Nel frattempo con l'Università di Genova, il Dipartimento DICCA, Ingegneria Civile e Ambientale, Chimica, col professor Besio sta modellando per capire proprio da una parte sia i contenuti e i possibili rischi nei confronti della protezione civile, quindi della sicurezza dell'abitato, ma anche sulla qualità delle acque, perché poi la protezione e la qualità delle acque, quindi la circolazione interna della baia, è un equilibrio da ricercare. Quindi appunto l'università darà gli strumenti tecnici e scientifici per poter poi prendere delle decisioni e capire bene l'assetto della baia di Portobello. Siamo così giunti al termine del nostro percorso. Abbiamo visto tutte le opere che sono state realizzate per recuperare i danni causati dalla mareggiata, ma anche i numerosi progetti per poter arrivare al completamento di queste opere. Il Tigullio ha lavorato molto per recuperare i danni causati dalla mareggiata del 2018, che ha insegnato al nostro territorio molto, intanto a lavorare di squadra, a pensare ad un turismo comprensoriale, ma soprattutto ad intervenire sulla prevenzione, sulla resilienza, non soltanto a curare le ferite. E quindi, con la speranza che tutti questi progetti possano essere realizzati e ricevere i finanziamenti necessari, come avete sentito, concludiamo questa puntata e noi ci rivediamo lunedì prossimo. Arrivederci.